In diretta dalla sala B di Via Asiago in Roma, viva Radio 2, il grande varietà radiofonico. Fiorello e Baldini. Buongiorno, eccoci. Tanto Fiorello sta parlando. Sta discutendo con gli autori. Sì. È un po' alterato, mi sembra. Buongiorno, scusate, stavo chiacchierando con gli autori. Buongiorno Baldini, è un piacere vederti anche oggi. Ah, bene, grazie. Che sai, oggi come siamo? Oggi ci sei, domani non ci sei. E oggi ci sei. E ciò mi fa piacere, mi fa piacere. Oggi sono tante notizie sui giornali da commentare e soprattutto un pubblico. Abbiamo un pubblico che non ho mai visto nella cosa. Io non so, saranno 900. Ma perché pari non lo prendiamo? Quando sarà? Quando... No, hai letto sui giornali? Cosa? Hai letto sui giornali? Tante cose. Su qualche giornale? Datemi un giornale, su Messaggero ad esempio, che c'è scritto su Messaggero? Su Messaggero c'è una notizia che io sono rimasto minchioluto. Come si dice a Los Angeles, dai. Eccola qua. Ve la leggo. Adriano da Fabio, il calciatore, quindi torna da Fabio Capello. Da Fabio Fazio. Adriano sarà Celentano, che è il 2 dicembre. Questa è una bella notizia, perché vuol dire che Adriano Celentano torna in televisione e ci fa molto piacere. Va da Fazio il 2 dicembre. Poi dice e ripiomba su Rai 1 Fiorello, viva Radio 2 Baldini. Ma quando? Non lo sapevo, insomma, sai tu? Ma quando? Non lo so io. Tu quando dici? Ti sei sbagliato, si sono sbagliati tutti. Noi avevamo detto di uno speciale radiofonico su Radio 2 questa domenica, ma non è detto, noi diciamo cose, però non tante è che poi ne diciamo, è detto che è vero. Quindi noi ci sentiamo di smentire. Smentire quasi categoricamente. Quasi. C'è sempre un quasi. Certo, c'è sempre un quasi, però smentiamo quasi categoricamente. No? Poi la gente dice: ma non ci siete domenica? Mica l'abbiamo detto noi. Ognuno ha le sue cose da fare. Tu la domenica che fai? La domenica a parte l'ippodromo, diciamo no. Scherzo, mi guardo le partite a casa. Dai. Ti guardi le partite a casa. Avremo due grandissimi ospiti più tardi. Ragazzi, non ho parole non su ci questi sono due ospiti ancora. Perché su tutte e due sono quelli dove io mi misuro con le loro canzoni quando voglio vedere in che stato è la mia gola. Fino a che punto arrivi? Io mi misuro con le loro canzoni. Stiamo parlando di Umberto Tozzi e Marco Masini, a cui va l'applauso, ancora non sono qui. No, sono sul raccordo anulare. Pensate che stanno facendo questo tour in giro, vanno in sidecar tutti insieme. Guida Tozzi. Tozzi guida e Massini sta nel gabbiottino. Pensa cosa direbbero se fossero. Allora, tu sai, sempre disperato, te lo ricordi? Disperato? Quando Masini esplose con disperato, tutti, io mi ricordo piano bar, karaoke, mi ricordo venivano cantavano e le so tutte io, guarda. Ti faccio vedere. Preparato? Sì, aspetta, ti faccio solo l'inizio. Come lo vuoi che te lo interpreti? In maniera drammatica. Vabbè, non esagerare. Vabbè, insomma, bella tendenza. Quando tu senti, metti in moto come me, come farebbe Tozzi? Senza te. Vero. Quando tu ci arrivo, spacchi il vetro come me. Senza te. Questa è più masinata, ho fatto una masinata. Una masinata. Bella masinata. E invece di Tozzi c'ho questa che l'inizio è veramente, ho tentato, ho preso tutti i vocabolari del mondo, di tutte le lingue, ma non ho trovato che cosa significhi dam dapadam. Dapadam dam 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 dam. Dapadam dapadam. Basta, la canzone ha un titolo lunghissimo. Tu. Ma attenzione, prima di iniziare il programma, dicevo una cosa, ho visto
in Parlamento stamattina c'era un filmato, una cosa, ho visto Renzo Arbore. In Parlamento? Sì. Ora, non so che facesse, forse per questa storia delle droghe leggere. Che adesso quando uno vuole un po' d'erba va in Parlamento, la trovi, sì, che certo. Caruso che ha piantato la marijuana, pare, lì nelle piante, non so. Sì. È vero, Taddia, tu che sei il simbolo della Repubblica, sì, infatti, due ramoscelli. Allora, abbiamo visto Arbore, non so per fare che cosa, entra in politica. Allora io ho detto, sono troppo curioso, lo chiamo. Ho fatto il numero di Arbore, ho detto, me lo chiamate, credo che forse è in linea. Renzo? Sentiamo. Pronto? Eccolo, Renzo Arbore! Come stai, Renzo? Ma che sono questi applausi? Ma sei Fiorello? No, Sì, a casa nostra abbiamo siamo gente. in diretta su Radio 2. Radio 2, sì. Radio 2. Vabbè, Fiore, mannaggia la mia. Come va? Che è questa chiamata? E perché ti abbiamo visto in Parlamento? Come Ma mai? avete visto in Parlamento? Sì, non dire. Magari. No, ti abbiamo visto, ma come mai? Ma io stavo nei pressi di Montecitorio. Ah, Montecitorio! Ma ero così, insomma, perché stavo... Non mi dire che entri in politica. No, che entro in politica. Non saprei dove andarmi a ficcarmi. Io sono uno scioltissimo. Certo. No, e invece... È una cosa più seria, forse. Ma guarda, sai, la verità, abbiamo fatto una conferenza stampa nella sala stampa di Montecitorio per la Lega del Filo d'Oro, tu sai che sono testimoni. Come no, Renzo? quindi... Come no, Renzo? Questo ti fa onore. Sì, per i ragazzi sordociechi, eccetera, siccome c'è il riconoscimento del Parlamento europeo per questa disabilità specifica, adesso vogliamo il riconoscimento della disabilità specifica di questa cosa dal Parlamento italiano, quindi è una cosa tecnica seria. Quindi europeo sì, ma in Italia c'è qualche difficoltà in più? In Italia c'è qualche difficoltà, poi forse arriverà una proposta di legge e avremo anche un po' di sovvenzioni, perché devo dire che sta crescendo moltissimo, grazie a Dio, la Lega del Filo d'Oro. Grazie a Dio, ma anche grazie a tutti quelli che esprimono la loro solidarietà, mandandoci un po' di denaro, e quindi abbiamo aperto delle sedi vicino Milano, all'Esmo, uno a Molfetta nella mia Puglia, un altro a Modena, a Termini Imerese, insomma grandi progressi per la Lega del Filo d'Oro. E di questo siamo molto contenti, quindi Renzo, se noi possiamo contribuire nel nostro piccolo, insomma, al nostro Ma programma... in questo momento avete già contribuito, Già nel così. momento in cui tu mi hai telefonato per una cosa che pensavi che fosse... Ma che pensavi per caso? Che io ero andato lì per la legge sul momento della... Sì, no, ma mica per te, per buon compagno, certo. più che altro. Ah, ecco. Si sa che nel Clarino Senti Renzo, quando ci vieni a trovare qua? Quando volete ci veniamo a divertire, dai, Va quando bene. volete mi chiamate, ci divertiamo, cantiamo, facciamo, diciamo. Allora, Renzo, noi ti facciamo un grande applauso, ti salutiamo e ricordiamo la Lega del Filo d'Oro. Tutto il pubblico della radio. Enzo, possiamo dire che casomai, siccome ormai tutti su internet col computer, di andare su, magari c'è www.legadelfilodoro.it, magari lì ci sono numeri di telefono se uno volesse contribuire. Certo, Osimo Ancona, basta anche basta quello. Va bene. Osimo Ancona. Grazie. Grazie, ciao Renzo. Guarda un po'. Ok, grazie tanto. Ciao, Renzo Arbore, il mito della radio. Il mito della radio. Allora, caro Baldini, ci sono... Cos'è? Fammi vedere. non abbiamo presentato il nostro Enrico Cremonese. Aspetta, dopo, perché sono arrivate Frodo. delle notizie. È già in piedi. Ecco, Vladimir Luxuria, Sì, ascolta la radio, sente Arbore, dichiara amo il clarinetto. Vabbè, è una musicista, perché no? Allora ragazzi, ma sta notizia delle droghe leggere, hai visto quanti spinelli si possono portare adesso in 40. giro? 40 spinelli. E chi l'ha mai È portato? la dose personale, io non li ho mai avuti 40 spinelli, anche ai tempi, Ma neanche quando, Bob Marley, quando 40. esercitavo 40. quando esercitavo io, Sì. 40, cioè 40 spinelli, impossibile. Roba, Livia Turco, la signora Turco, si vede che... Cognome aiuta, A sto punto legalizziamolo, certo. scusa. Ma perché giocano a questo punto? 40 sì, 41 ti fanno un mazzo dai, così. attenzione, attenzione, maggiore permissività per il fumo, la russa dichiara. Se il ministro è turco è chiaro che va a finire così. Cioè.
Incredibile. C'è un'altra sì, ce ne sono notizie. Poi sto viaggio di D'Alema in Cina ormai ne parlano tutti. Sai sta storia? La sapete sta storia, ragazzi, che è successa ieri, che a un certo punto il premier cinese chiede a D'Alema, gli dice se vuole fare una partita a Shanghai. D'Alema lo guarda e fa, ma perché non la possiamo fare qua a Pechino? Che umorismo altissimo. E ora è il momento di presentare la musica fatta a persona. La musica fatta a persona. Piccolo Frodo. Il nostro piccolo eunuco del piccolo tacchinella del pentagramma musicale. Colui che si è preparato per una notte intera su tutta la discografia di Masini e di Tozzi messe insieme con tonalità centrifugate. Ti giuro, io sono passato oggi da qui che lui provava, lo vedevo da solo che faceva le ragazze serie, ci vorrebbe il mare, tutto mischiava cose. Sì, cocktail. Cosa hai preparato? Cosa hai preparato oggi? Di tutto, lo stacchettino? Lo stacchetto. Lo stacchettino. Come se la gente impazzisse a sentire sto stacchettino. Lo facciamo. Sì, vai, tutta per te, via. No, non è mio questo. Di chi è? Adesso lo senti. Vabbè. 1, 2, 3, 4. Forza ragazze! Roteamo i perizomi! Bravo, Tra l'altro qui tra il gruppo, nel nostro gruppo, ci sono musicisti che hanno lavorato sia con Tozzi che con Masini, ad esempio il Compress, il nostro chitarrista, parla, apritemi il microfono. Hai lavorato con chi? Con Marco. Con Marco Masini, poi Pacciani, batteria, tu hai lavorato con Tozzi, vero? Con entrambi. Beh, poi voi ragazzi? Io con Tozzi. Con Tozzi. Ma ragazzi, c'è una chicca perché Pacciani faceva il corista a Sanremo. Ma dai, faceva il corista su quale canzone? Su quale canzone? Non ci sono. Su quale canzone? Senti. Che cos'è questa? Bella, questa degli altri. Poi la famo. Siamo noi. Sì, poi la facciamo. Adesso calmiamo le acque. Sì. Che tranquillizziamoci. Ecco qua, notizie. Vedi, appena noi parliamo subito le agenzie. Una, Marco Masini e Marco Baldini convocano Marco Follini per il nuovo trio canoro I Marchetti. Perché c'è roba illeggibile da quelle parti? Sì, tantissimo. Sì, su sta professoressa che pare quella che hanno trovato nuda con 5. Ma perché ai nostri tempi queste cose succedevano? Mai professoressa succinte, guai. Incredibile. Interrogavano e basta. Sì. Sai che una volta durante un'interrogazione a me mi dovevano interrogare. Una professoressa di inglese, mi ricordo, mi disse Fiorello interrogato, io la guardai e dissi guardi, purtroppo sono impreparato, adesso tu vieni qui perché io ti interrogo, e io cominciai a fare una sceneggiata a piangere. Sì, e disse lei mi interroga, io mi ammazzo così. Finiscila, non dire queste cose. Allora sai cosa fai? Roba da fuori di testa. Aprì la finestra, terzo piano. Mamma, se senti la radio, tanto te lo dico a 35 anni di distanza. Uscì fuori dalla finestra e mi appesi con le dita esternamente. E dice, ma ammazzo! Subito dopo, però il problema fu, appendermi fu facile, ritirarmi su. Dopo. E a un certo punto dice, aiuto, dal tentato suicidio. Mi tirarono su, ovviamente, sospeso. Vabbè, dai. Attenzione, sai come si chiamava la scuola della professoressa? No. Dove è successo il fatto? Non te lo posso neanche dire, dai, che non ci crederesti. Te lo dico. Segantini. E che ti devo dire? Non è che l'ho inventato io, Baldini è scritto sui quotidiani. Quando l'ho letto non ci posso credere. È scritto. Non bisogna ridere, queste sono disgrazie. Violenza a minori. Così è. Violenza a minori. Oddio. Certo. Tu saresti voluto essere quel minore.
Minori consenzienti. Non si ride, No, vabbè, no, forza. No. Non si ride. È da tanto tempo che non ci colleghiamo con il presidente della Quirinale, Sì. proviamo. Bisogna collegarsi ogni tanto, ma proprio tanto che non sentiamo. Beh, è da quando abbiamo fatto quella cosa la domenica là su Rai 1. Ci collegammo quella col volta Quirinale, lì, sì, che non faremo mai più, no? Mai. Quasi mai più. Mai più, Quasi. voglia che scrivono, No. Senti, a proposito di ieri abbiamo detto quella cosa del DVD, e molti ci hanno scritto le email, ma dove lo prenotiamo? In farmacia, dove? Nei negozi di dischi, uno va lì al suo negozio e dice scusa, me ne metti da parte uno, esatto. due, perché come si dice, le prenotazioni si fanno sul venduto, no? Nelle Quindi videoteche. di quelle non arrivano, Esatto. se ne prenotano 4, al negozio ne arrivano 4, se ne prenotano 5 ne arrivano 5. Videoteche anche, va bene. Non lo so. Sì, anche videoteche. Anche videoteche? Sì, anche videoteche. Siamo a noleggio? DVD, sì, siamo a noleggio. bello. Due ragazzi a noleggio, il nuovo film. Già il titolo del DVD, certo. Baldini e Fiorello visti da dietro. che non è un bello spettacolo. Esatto. Allora, colleghiamoci con il Vai Quirinale. subito, Quirinale, sentiamo il Quirinale, che ricordiamo a tutti è il più importante. Il più importante dei 7 colli di Roma. Centralino al Quirinale. Sì. Il più importante è 7 gol, ha detto bene, bravo. Lei fa il saputello, l'ho detto io un minuto fa, scusi. Allora, avanti, mi dica gli altri 6 colli, vediamo se li sa. Ma certo che sono deficiente. Allora sono Esquilino, Paladino, Inquilino, Eccola là. Sì. Brontolo, Sì. Tarquinio Brischio e Tarquinio Superbo. Sì, mi pare. vabbè, senti. Volevamo parlare con il presidente, c'è questa notizia sulle prime pagine, sa, quella sulle droghe leggere. Guardi, le dico tutto io, Cambio. Vabbè. Allora, il nuovo decreto consente il possesso fino a 1000 milligrammi di principio attivo senza incorrere in sanzioni penali, Cambio. Vedi, 7 colli non li sa, però queste cose qui le sa, come mai? Beh, a dire la verità, la legge l'ho fatta io. Poi gliel'ho passato al presidente e gli ho detto a Giorgio, fammi sta cortesia, non ti ho mai chiesto niente, fammi approvare sto decreto che mi dio deve fare l'occupazione dalla scuola e voglio stare tranquillo. Vabbè, genitore premuroso, complimenti. Ci può passare il presidente adesso, per favore, che chiediamo a lui? Guardi, purtroppo il presidente è andato alla Camera a controllare se è vero che Caruso di Rifondazione Comunista ha piantato la marijuana nelle fiorene di Montecitorio. Un attimo che provo a collegarvi. Attende in linea, Cambio. Andiamo. Questo è il risponditore automatico, la musichetta. Mergellina forever, vabbè. Siete in linea col Quirinale napolitano. Se desiderate la nuova carriola porta marijuana per uso personale, digitare 1. Non ce ne frega, grazie. Se desiderate il nuovo zaino porta Spinelli per uso personale, digitare 2. No, grazie. Se desiderate il nuovo furgone per il trasporto di canne per uso personale, digitare 3. Vogliamo parlare solo con il presidente, se possibile. La collego col cellulare del presidente. Cellulare personale, sentiamo. Ma questa musica non è proprio, insomma, mi sembra sia un pezzo reggae. Pronto? Presidente, buongiorno. Care paesane e care paesane. Sì. Scusate, ma qua ci stanno pochi mui. Vabbè. Ci stanno Livia Turk e Rosy Bindi che fanno la lap dance con un busto in bronzo di Alcide Gasperi. No, ma presidente, senta, ma è vero che è possibile avere fino a 40 spinelli per uso personale? E Baldini, che moltiplicati per 630 deputati fanno 25.000 canne ogni giorno solo a Montecitorio. Bene. Ci stanno fumo dentro ai cessi. Che non sai, la Gardini è entrata per fare pipì, è uscita abbracciata a Luxuria talmente euforica che sapeva pure cos'era la Consop. Senta, Presidente, vuol dire qualcosa su questo argomento agli italiani che ci stanno ascoltando? Sì, vabbè, un attimo però, scusa un attimo. Guaglio, silenzio, abbassate la musica, Ecco. Allora tengo un discorso fresco. Sì. Cara paesana e care paesane. Il discorso del presidente, sentiamo. Erba di casa mia. Mangiavo in fretta e poi correvo via. Vabbè, presidente, quanta emozione un calcio ad un pallone. Conoscete già il mio discorso? Ma che? E allora vi saluto.
Viva l'Italia, viva la Costituzione, Sì. forza Calaiò e forza Napoli. Grazie al presidente Napolitano. Vabbè. Allora, ma chi è che sento una caciara qua veramente infernale, una caciara infernale. Ragazzi, sono arrivati Tom Cruise a Roma, Tom Cruise a Roma con matrimonio. Ciospo, è arrivato. Ciospo, insomma. Dai, su, la fidanzata di Cruise, adesso dimmi che pure, dai, un ciospetto. Dai, su. Sono stato come con l'hanno peggio chiamato io. il figlio? Fauli? No, Ciuimus? Flavius? Spilbus? Sì, all'Italia, dai. Perché C'è un nome stranissimo. No, perché adesso i Sì. VIP, diciamo così, che lo spettacolo non è che vero. chiamano i figli in maniera normale, Sì, no? sì. Smash Cafanu, Sì. Furilli. Come si chiama? Ah, Suri. Suri. Sicilia, ti immagini? Miglia, Suri. Mi rivolgo un attimo all'orchestrante. Pelosetto. Orchestrante, sì, dimmi. Dobbiamo prepararci bene, dobbiamo fare una bella figura, Sì. perché qui avremo a che fare con gente, parlo di Tozzi e Masini, che non è che hanno venduto come noi una copia di dischi. Svariati milioni. Tozzi ha venduto milioni nel mondo, cioè milioni. Tozzi solo con quello che ha guadagnato di SIAE si compra Sì. Radio 2 al completo e se la mette in macchina così per sentirsi direttamente. Masini è proprietario della Curva Fiesco. Masini non ne parliamo, perché poi Masini mica ha scritto solo le canzoni che canta, ha scritto anche in giro, 2000, certo. quindi quelli sono soldi, ragazzi, lo so. sono soldi. Poi tra l'altro io sono stato a trovare Tozzi, sai, Tozzi? Ah, sì? Sì, sono stato all'estero, Sì. ma tu non sai le persone. Tosì, Ah, sai, certo, lo Tosì, conosco. Tosì, lo chiamavano Tosì, oh Tosì. certo. Attenzione, Comunione e Liberazione, Sì. questa inserisce il concerto di Tozzi e Masini fra gli anticoncezionali naturali. È bello. Meno male che non ci sono, ma No, sentono dalla macchina. Ma meno male, ma quando arriveranno però, ragazzi, mi raccomando, fammi uno stacco Gloria al volo, guarda, niente, non sa. 1, 2, 3, 4. Bello. Facciamo una cosa, adesso la facciamo cantare al pubblico, un attimo, ci sei? Rimani sull'accordo. Sta andando avanti. Perché vai avanti? Senti che roba. Ma anche questa bocca. Che cibo. Ma in questa storia che mangio la cicoria, gloria sui tuoi fianchi. Sembra le carmelitane scalze. Finale. Cintura nera di karaoke Sì, a certo, casa, ormai. ragazzi. Gloria l'avrò cantata 1000 volte al karaoke nelle piazze, veramente 1000 volte. Tra l'altro è stata tradotta in 1000 lingue. in mille lingue. Andiamo avanti perché c'è un momento. Sì, veramente, ragazzi, è successa una cosa, non dico collega perché non mi permette No, mai. una persona che conosciamo bene, però, insomma, veramente, Renato Zero. Renato Zero, Sì. è successa una cosa terribile, una cosa Terrificante, brutta, proprio, sì, è sì, una sì, cosa sì. che veramente a un cantante, a una casa discografica, La peggior cosa è la che- peggiore cosa che possa succedere. È scritto dove? Citiamo anche le fonti. Sui perché giornali, sennò noi dobbiamo sempre citare su tutti i veramente giornali. su tutti. È successa una cosa terribile. Ne Negli vuoi uffici parlare? della Sony BMG di Milano. Ne vuoi casa. parlare? Sì, appunto, stavo già parlando. Prego. Dicevo, negli uffici della Sony BMG di Milano sono state trafugate alcune copie del nuovo CD di Renato Zero in uscita tra pochi giorni, cioè gliel'hanno proprio, si sono fregati il master. Il ladro comunque è stato arrestato questa mattina e abbiamo la possibilità di farci, di ascoltare le sue prime dichiarazioni a caldo di questo ladro che si è infilato negli uffici e ha rubato appunto il master. Sentiamo, pronto? Sono Gianni Morandi. Eccolo qua. Certo.
Ma guarda il caso, Gianni? Beh, sono l'eterno bastardo. Ma va? Certo, però oggi dovete chiamarmi l'eterno benefattore. Perché? Lo sapete, sto già masterizzando il nuovo CD di Renato Zero, così lo vendo ai semafori a 2 euro. Ah, bravo! Ehi, Redi Sorcini, abbiamo capito perché ti chiami Zero. Perché? Cioè, perché come cantante va di Zero. Ma no, dai. Il carrozzone si schianta da Ma non fa così la canzone. Sono il Gianni nazionale, ragazzi, da cattiveria, veramente. Lo sai che ieri il ministro della pubblica istruzione Fioroni mi ha chiamato e mi ha detto: Gianni, perché non vai nelle scuole a parlare del bullismo? Io in tutta risposta l'ho chiuso nel bagno delle donne con la luxuria e l'ho liberato solo dopo che mi ha cantato Heidi. Ah, Lo sai? bravo. Fatto un'idea di Ma chi te Cugia. li dà? Cugia, sempre lui, il mio angelo custode. Insomma. Sono una vera carogna. Ogni tanto canta, gli viene così. Vabbè. Sai, ieri mi hanno invitato a pranzo alla mensa della Caritas insieme ai poveri. Sì, la mensa della Caritas, la conosco, sì. Ci sono andato con tutta la nazionale cantante. Bravo. Così abbiamo mangiato tutto noi. No, ma dai, ma l'hai fatta apposta, dai. Beh, me l'ha detto Cugia. Sono il fetente degli Appennini bolognesi. Ma dai. Gianni, su. Senti, devo andare adesso. Dove devi andare? Mi stanno aspettando, sai. Dove? Ma devo andare alla casa di riposo di Monghidoro. Ah, a far che? A fare... Sai, visto che hanno raddoppiato la quantità di uso personale di cannabis, devo portare i rifornimenti ai vecchi. Ma no, poverini. Grazie, Gianni. Canta, che bello. Adesso c'è la radiopromozione, torniamo fra qualche istante. Allora, che c'è da fare oggi? Ah sì, la pubblicità del panettone di Verona Paoli. Allora, vediamo cosa devo dire, che l'è senza canditi, con tanta ovetta, pieno di mandorle, che l'è di molto buono. Ma si pubblicizza mica una cosa senza prima provarla. Allora, canditi non ce n'è. Gli è pieno d'ovetta, di mandorle, però non è buono, l'è di molto buono. Ok, registriamo. Panettone di Verona Paoli, buon Natale, anzi, buonissimo. Eccoci, di nuovo. Stanno per arrivare Umberto Tozzi e Marco Masini con il nuovo CD che si intitola Come si fa? Sì. Come si fa? Sa come si fa? Si sono incontrati all'Olimpiadi Parigi, mica Codica. Mica come noi che ci incontriamo qua da Pontisso. Invece loro si incontrano all'Olimpia di Parigi, hai capito? Pensa te. Hai capito? Poi ci faremo raccontare. Prima dell'arrivo di Marco e Umberto ci addentreremo adesso in un'aula di tribunale dove noi abbiamo piazzato 2 microfoni, sentiamo le arringhe di questo avvocato. Sì. Le arringhe, è pronto già il giudice, vede il già il giudice è già pronto. E l'avvocato Le incredibili arringhe Messina. dell'avvocato Messina. L'aula è già gremita, si sentono il martello del giudice. Sentiamo se c'è l'avvocato. Signor giudice! Eccolo. Signori della Corte, C'è. oggi in quest'aula stiamo celebrando il funerale del diritto, Addirittura. la morte della verità, l'esaltazione del qui pro quo. Noi oggi giudichiamo, guardatelo qua signori, Ma insomma, non è un bello spettacolo. un uomo coerente. No, avvocato, mi scusi, ma dove sta la coerenza di uno che ammazza la moglie a colpi d'ascia? Coerenza? Lei mi parla di coerenza? Signor giudice, mi viene da ridere a sentire questa parola. Avvocato, ha parlato lei di coerenza. Io? Sì. Ma sono sbagliato. Vabbè, succede, no? Però ci siamo quasi. Infatti, il mio cliente aveva avvisato la moglie che se fosse uscita quel giorno lui si sarebbe arrabbiato. I congiuntivi. E infatti si è arrabbiato. E la scelta dell'ascia, signore della Corte, ne è la dimostrazione. Avrebbe potuto darle uno schiaffo, ma dopo lei avrebbe senz'altro detto: ma che mi sono sposata? Un uomo debole che non mantiene neanche quello che promette, uno smidollato, insomma un uomo senza palle, signor giudice. Ecco, diciamo. E invece no, quest'uomo può oggi guardare fiero negli occhi la sua donna, o meglio, potrebbe
se non fosse venuta purtroppo a mancare. Che credo io. Lascia. E allora, signore della Corte, signor giudici, se noi condanniamo quest'uomo, e guardatelo, dico uomo, Meglio di no. è un'esagerazione Sì, dire. Scrondo. Se noi lo condanniamo, che dobbiamo dire allora di questi che abbandonano i cani in autostrada? Certo. Silenzio, per favore. Di questi che non si portano mai lo shampoo al calcetto? Diciamo, sono problemi, Di questi che parcheggiano le smart nei parcheggi per i motorini? Questi. La domanda che noi ci dobbiamo fare piuttosto è questa. Si poteva evitare? Evidentemente no. certo. Se no. E allora, davanti all'inevitabile, che cosa possiamo fare noi? Possiamo spostare le montagne? No. Possiamo oscurare il sole? No. Possiamo vincere al Superenalotto? Forse, con un colpo di culo. Quel colpo di culo che invece è mancato alla povera vittima. Certo. Se se n'è andata, non è che... Ma chi siamo noi? Chi siamo noi? Chi siamo? Per dire chi è Caino e chi è Abele? Chi siamo noi per dire chi ha passato la borraccia tra Bartali e Coppi? Chi siamo noi per dire chi sono i genitori di qui qua? Ma io vi chiedo, se quella donna potesse tornare indietro, uscirebbe ancora trasgredendo alla volontà del marito? No. Evidentemente no. Certo. E non è forse già questa un'ammissione da colpa? E se noi oggi possiamo dire che quella donna ha sbagliato, è solo grazie all'intervento del mio assistito. Chirurgico però. E qual è la morale di tutta questa storia? Qual è? Non la sappiamo. E non la sapremo mai. Per cui, signor giudice, sicuro di un suo verdetto favorevole, attendiamo sereni il vostro giudizio. Sentiamo. Visti gli articoli 512, 722 e 456 del Codice di procedura penale, questo tribunale condanna l'imputato alla pena dell'ergastolo. Ma come l'ergastolo, scusi, c'è un volume pazzesco oggi era già aperto il microfono. Stai zitto, zitto che poteva andare peggio. Ma come peggio? Loro non lo sanno che tua moglie era uscita per andare a comprarti il regalo per il 20° anniversario di matrimonio. Zitto. L'avvocato Messina, eccolo. Devo dire che, attenzione, si aprono le porte, sento tumulti all'ingresso, sento il pubblico che già comincia a rumoreggiare. Signore e signori, stanno per entrare Marco Masini e Umberto Tozzi. In questo momento saltano tra il pubblico, ecco che si avvicinano, stanno per arrivare, guardateli che passo felpato che hanno, eccoli, ciao Marco, ciao Umberto, ciao Fiore, ciao. Che accoppiata che avete fatto. Senti, il sidecar dove l'avete parcheggiato? Fuori, qui fuori. Come facevi a sapere? Lo hanno detto al raccordo anulare, guida lui. Ne parlano tutti, oh, hai visto che stanno così cose che la cosa, però bella idea questa, Devo dire che vi ho visti da Baudo domenica. State bravissimi. Ti è piaciuto? Sì. Mi è piaciuto quando Baudo mi ha detto: avete fatto pure la coreografia. Vi state divertendo o no? La verità. Sì. Ma abbiamo iniziato a divertirci 5 mesi fa, quando abbiamo iniziato poi a fare questa cosa, questo progetto insieme. Ma anzi, abbiamo iniziato a divertirci 20 anni fa, quando ci siamo conosciuti. Tu quanti anni avevi? Ero piccino, 2 e mezzo. No, 20 anni fa. Tu possiamo chiedere quanti anni hai, Marco? Io ne ho 42. Però, avevo detto meno, avrei detto. Umberto, tu 28? Sì. Umberto, qualsiasi età possa avere, è sempre un ragazzo. L'eterno. Sempre un ragazzo. L'eterno ragazzo. No, devo dire che stare vicino a Marco mi ha fatto ringiovanire un po', sì. Sì, ma poi è vero sta cosa dell'Olimpia? Sì. Ma tu scusa. Che ci faceva? Allora, Tozzi lo capisco che lui bazzica sempre in Francia, poi insomma, Torino, grandissimo. Francia, Ma te che ci facevi? Io ero in Belgio 2 giorni prima a fare la promozione nel Belgio francese e ho visto il manifesto suo. Ma dai. Sì, allora l'ho chiamato, ho detto: ma sei davvero all'Olimpiade? Dai, vieni in Maso, vieni a
trovarmi. Ma come l'ha chiamato? Io l'ho detto. No, Maso, cos'è? Maso. Lui Maso, quando mi chiama a me fa: Maso, vieni a trovarmi. E io sono andato a trovarlo. No, scusa, rido perché mi è arrivata un'agenzia, pensate, Gloria dichiara, ve lo dico io quando Tozzi ha cominciato a divertirsi, ma perché però non sanno. Abbiamo scoperto cosa vuol dire gamba da bamba. Lui non sa che Gloria non è il nome di una donna, no, ma è un'altra cosa, vero Umberto? Gloria. Sì, è sempre stata un'altra cosa. Non è il nome da me, è la gloria, no? Come gloria nell'alto dei cieli. Cioè, vai su questo argomento ancora. Di cosa? Vai, tanto siamo popolari. Beh, ma lui mi ha raccontato delle cose, Tozzi, pazzesche. Sì, tipo di canzoni, ad esempio una canzone che ha scritto Umberto Tozzi che non ha cantato lui, sai qual è? Un corpo e un'anima. Smettila, litigare. Però io potrei, scusa, adesso vi faccio una cosa, vi viene in contropiede. Chi fa Dorichezzi? Pensa che bello è. Sì. Tozzi che canta smettila, è stupido, e poi la parte di Dorichezzi lui, d'accordo, sì, però sarebbe meravigliosa. Quando l'hai scritta quella? Nel 70 credo. 74. Nel 74? 74, sì. Ma te l'hanno chiesta così, cioè solo di scrivere, oppure tu non hai voluto cantarla perché tu eri restio a fare il cantante? No, io facevo il musicista, ho cominciaato a fare il musicista da ragazzino, 16 anni così, e quindi facevo un po' il chitarrista per tanti altri artisti. Tipo dicene qualcuno, perché io voglio conoscere sto cantante che dietro c'ha Tozzi che suona la chitarra, veramente. Guarda, ho cominciato a Torino con Patrick Sampson. Ma dai, mattinare alle mani, quella lì, Patrick Sampson che poi ha aperto la fabbrica di gelati. E le valigie anche, e poi feci un grandissimo tour insieme a Adriano Pappalardo. Ma dai, sì, facevi il chitarrista di Pappalardo? Sì. Che bello, vedi quante cose si scoprono. Te le immagini Masini e Pappalardo che litigano? A colpi di corda vocale. Vabbè, scusa, e invece anche Marco ha un passato di musicista, diciamo, dietro a cantanti, sì, no? Tipo uno, Raff, me lo ricordo io perché ti conobbi come tastierista di Raff. Esatto. Altri? Ma poi sono stato con Umberto. No, Raff ho fatto mi tradì. Lui sì, una volta prima ho iniziato io con Umberto, no? Poi sì. Poi mi tradì per Raffaele, che tra l'altro lo salutiamo, io Marco. Salutiamo Raffaele. E voi due avevate litigato, c'eri rimasto male? No, lui un giorno andai a trovarlo a un suo concerto, io ero in tournée con Raff e lui mi disse: mandate fuori il traditore. Così, a tutti mi portarono fuori le guardie del corpo. Ma dai, sì, lo menarono sul corpo. Fantastico. No, quello no, però sono riuscito a scappare. Scusate, anziché ora di parlare, perché stiamo parlando già troppo, qui noi vogliamo sentire, Certo. Allora, cosa possiamo sentire del vostro CD? Una canzone. Cominciamo con un pezzo di Umberto cantata da tutte e due, tipo qualcosa, ce l'avete? Non ce l'hanno. Non ce l'hanno. La suoniamo noi. La suoniamo noi. Ma prima che vi alzate, che andate agli strumenti. Intanto nel frattempo mi sono arrivati i testi di Un corpo e un'anima, ma la lasciamo poi per la fine. Gente di mare? Gente di mare, se c'è il testo. Non fa parte però del repertorio che abbiamo registrato. Silenzio, già morto. Allora, ti dico io, ti amo. Sì. Ti amo, sì. Io l'ho sentito. La maggiore. La maggiore. Signori, ti amo. Umberto Tozzi, anzi Umberto Masini e Marco Tozzi. Ti amo, un soldo ti amo, in aria ti amo. Se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci, ti amo, io sono ti amo, in fondo un uomo che non ha freddo nel cuore e nel letto, comando io ma tremo davanti al tuo seno, ti odio e ti amo, è una farfalla che muore sbattendo le ali, l'amore che a letto si fa, rendimi l'altra metà, oggi ritorno da lei, primo maggio
a quest'ora prendere. Che nota era quella? Siamo bassi. Sono bassi. Se vogliamo salutare uno dei discografici più importanti del panorama, Elio Cipri. Elio Cipri, buongiorno. Ma diciamo anche questa curiosità, così il pubblico in sala lo guarda e dice: però è vero, è anche genitore di un artista, di una cantante, certo. che è Siria, è il papà di Siria, che è uguale, guardate. C'è la mamma, qual è la mamma di Siria? Signora Siria! In verità lui di nome si chiama Damasco, capisci? Sì. Iran. Allora, devo dire che questa performance Umberto Tozzi è stato tranquillo, buono, non ci ha cagato di pezza, non ha cantato, è stato lì a guardare, e quindi adesso ti tocca, caro Umberto. No, perché io sono il più giovane, i lavori faticosi mi tocca sempre. No, come faccio io con Mike, lavora sempre lui. Senti, Umberto, tu cosa hai scelto di Marco? Io dunque intanto volevo spiegare se è possibile quello che è il nostro progetto. Tu puoi spiegare tutto quello che vuoi in tutte le lingue che vuoi. Abbiamo realizzato questo progetto molto bello e stimolante. Marco canta 6 brani miei, io 6 brani suoi, e abbiamo scritto insieme 12 canzoni. No, 16 perché. Ah, 16? Sì, ci sono 4. Perché sono 3 inediti e poi c'è un brano che si chiama Ti innamorerai, che io ho stravolto con un arrangiamento che abbiamo cantato insieme. Conosco Ti innamorerai. E nulla, per dire del progetto, insomma, credo che al di là di tutto, insomma, io ho realizzato questo progetto con Marco perché al di là che ci conosciamo da molti anni, il nostro anello di congiunzione è Giancarlo Bigazzi, che è stato il nostro produttore, il quale grande Bigazzi, grandissimo. Ad avercene. Ed è stato molto facile scegliere dal repertorio già grande di Marco le canzoni che poi ho cantato e interpretato io. E così credo sia stato anche facile per lui scegliere 6 brani miei e niente, è molto bello perché è un grande repertorio e questo... Tu non sai una cosa, io ti interrompo perché uscirà un CD che farò io con i pezzi tuoi e di Marco insieme. Immagini. Ma io spero dopo però. Certo. Perché se fai prima ci batte poi. No, però ci distruggi già. Non è facile. No, noi ormai io ho appeso il microfono al chiodo, ormai faccio dischi solo con Marco. Insieme facciamo dischi. Questo CD uscirà il 24 novembre, faremo una conferenza stampa il 21 a Milano. Sì. E il tour? Il tour parte il 19 di febbraio da Milano sempre. Io al teatro. Roma? Roma, sì, Sistina o Brancaccio ancora non sappiamo. Quindi però Milano e Roma sono le 2 città dalle quali partiremo e faremo credo 5 giorni a Milano e speriamo di farne altrettanti. Chissà quanto vi divertite voi, a fine concerto, ristoranti, lì è il bello poi di una tournée, no? Che si vive insieme. Sì. Sentiteci in radio nei spostamenti, perché certo. negli spostamenti ci seguono. Sì, ma adesso però lui sta sempre quando canti? Fa il giro live. Umberto, stiamo aspettando. No? Dicami. Cantare. Sì. Ma io farei un brano, non lo so che cosa è il maestro. Non lo so cos'è. Mi sento una batteria, senti che bella. Hai capito? Ti innamorerai, forse non di me. Starai ferma lì, succederà da sé, della libertà, trovato il testo, degli amici tuoi, e te le fregherai quando ti innamorerai, vedrai, sarà bello da guardare come un poster di Genzi, sarà dolce la paura schiacciandosi bugie, sarà grande come il mare, sarà forte come Dio, sarà il primo vero amore, quello che non sono io, un bastardo che ti dirà bugie per portarti via da me, da me.
certo non di me, in profondità che non sai di avere in te. Sarai sola contro tutti perché io non ci sarò quando piange lavi i piatti e la vita dice no. Un ritardo di 6 giorni che non sai se di nuovo a lui avrai voglia di pensarmi e tu che adesso non mi vuoi, adesso non mi vuoi. You wanna roll and the music all around, station in the show, pizza, Ti innamorerai. Ma non ci credo. Incredibile, grande. Bella sta versione strana, bella tutta. C'è una nuova indiscrezione sul vostro tour, oltre a cantare l'uno le canzoni dell'altro, Marco Masini pagherà sempre il conto degli alberghi con la carta di credito di Tozzi. Si fanno anche queste cose. Scusate se vi interrompiamo un secondo, ma abbiamo, credo, una telefonata con Cuba. Amici, con Cuba. Non so Cuba. perché, ma c'è una telefonata con Perché abbiamo letto sui giornali che Castro sta male, insomma, la salute è precaria, allora proviamo a metterci in contatto con Gianni Minà, che è il nostro referente a Cuba. Scusate un attimo. Che è successo? Minà? Fidel, smettila di camminare a testa in giù, forza. La barba ti va davanti agli occhi e vai a sbattere contro il muro. Tu vieni qua. Invece di fare il clown, aiutaci a finire l'articolo. Ma mi pare che il leader Massimo comunque stia benino, Di che articolo sta parlando? È un articolo per conto della rivista scientifica del governo cubano. Si chiama? Castrofisica. Ho capito. Parliamo delle nuove missioni spaziali di Cuba. Missioni spaziali cubane? Certo. Nell'articolo di oggi parliamo della nuova tuta spaziale cubana, la tuta da gastronauta, che è una normale tuta spaziale con una barba attaccata sotto. Dunque lei si può dire che sia cubano d'adozione? Ma certo. Cuba la scoprì nei favolosi anni 60 grazie a Umberto Tozzi e Marco Masini, che venivano a La Habana per fare del turismo sessuale. Pensate, bravi. Ho qui con me delle foto dei due meravigliose durante il loro primo viaggio ai Caraibi. Che foto sono? Ecco, sta foto è bellissima, si vede, ecco qua, Umberto Tozzi mentre balla il Tuca Tuca con Solange. Bene. E poi c'è una foto di Masini. Masini, guarda che bella foto che c'è. Che si vede in questa foto? Si vede Marco Masini mentre gioca a carta, forbice e pietra con Cristiano Malgioglio. Bene. E in un'altra foto si vede un giovane Tozzi intento a insegnare al re Baldovino del Belgio a dar fuoco alle bronze con l'accendino. Ecco, vabbè. E poi c'è una foto. C'è un'ultima foto meravigliosa. Sono Tozzi e Masini che sono insieme a Elisabetta Gregoraci, tutti e tre con delle tronchesine in mano, mentre sono intenti a tagliare le unghie dei piedi di Flavio Briatore. Vabbè, dai, parliamo d'altro che è meglio, Minà. Scusate un attimo. Che c'è? Pago Pegna. Andiamo a Varadero per la gara. Gara? Quale gara, scusa? È un concorso di rutti, qui a Varadero, il famoso Ruttatero. Abbiamo pure trovato lo sponsor. E qual è lo sponsor? È la birra cubana, la Peroni Castro Azzurro. Pensate che l'ultima edizione del Ruttatero fu vinta da Francesco Rutelli, che per l'occasione fu ribattezzato Francesco Rutelli. Certo, con due. Senta, ma a chi vengono in mente queste idee qua? Lo vuole proprio sapere? Sì, visto che siamo un gruppo di amici ed eroi. Certo, siamo io, Fidel, Ivan Pedrosa, Pago Pegna, Sotomayor, Eraldo Pecci, Gianni Cavina, Nugno Gomez, Gianni Di Marzi, Anno Vitanza, Priscilla Prisley, Silvano Ramaccioni, Pierluigi Martorati, Ale Franz, Mara Carfagna, i Red Hot Chili Pepper, Neto Sonetti, Luc Merenda, Rudolf Giuliani, Le Orme, Clint Eastwood, Valdil Perez, Farah Fawcett, Graziano Bini, i King Crimson, Alberico Evani, Jimmy Connors, DJ Prezioso, Stefano Eranio, Valerio Bozzoff, Domenico Procacci e Stefano Domenicali. Grazie Minà, interrompiamo, se no stato un piacere, nostro. Un piacerissimo è stato. Andiamo avanti ore. Bucate tutti. Adesso la pubblicità. Viva Radio 2! Ah, mon chéri. Splendido fondente
sorprendente, suadente, caliente, ti accarezza dolcemente, splendido, splendente, non ti passa mai di mente, un pensiero avvolgente, splendente. Regalati un momento, mon chéri. Splendido, fondente. Tesoro, guarda cosa ho trovato. La nostra canzone. Quanti ricordi. La nostra prima notte. Mi sembra ancora di sentire il fruscio delle lenzuola. Lo sento anch'io il fruscio, ma della polvere che c'è sul disco, caro. La prossima volta che vuoi rispolverare il passato, tira fuori Swiffer. Da oggi con Swiffer non solo spolveri, ma rispolveri la grande musica. Swiffer presenta One Shot, l'originale collezione di musica anni 80 disponibile nei migliori negozi di dischi. Swiffer, spolverare è tutta un'altra musica. Nuovo Opel Vivaro. Il tuo lavoro non può avere presentazione migliore. Nuovo design, motori Euro 4 a 6 marce CVTi fino a 146 cavalli, anche con filtro antiparticolato. Clima, chiusura centralizzata con telecomando. Vetri e specchietti elettrici riscaldati da 15.900 euro del tax. Oggi dai concessionari Opel. Carta Aura. Carta Aura Findomestic. Libertà di movimento. Uliveto e Rocchetta sono molto utili al tuo benessere e alla tua bellezza. Uliveto ti aiuta a digerire meglio. Rocchetta ti depura da scorie ed elimina i liquidi in eccesso. Uliveto e Rocchetta sono acque della salute. Carina quella. Sì, ma è simpatica. Non esistono più i ma. Con Telepass Premium puoi avere tutto. Non perdi tempo al casello, ma risparmi sul carburante. Telepass Premium. Tanti motivi in più per avere Telepass. Vai su telepass.it oppure chiama l'800 269 269. Appena arrivato, è già un successo. Il nuovo Ford Transit è Van of the Year 2007. Da oltre 40 anni è il protagonista di una rivoluzione stilistica e tecnologica. Oggi si evolve con un design moderno, nuovi interni ergonomici, il comfort di un'automobile, grande maneggevolezza e guidabilità. Vieni a scoprire il miglior veicolo commerciale dell'anno in tutti gli showroom Ford. Nuovo Ford Transit, Van of the Year 2007. Eccoci, live di nuovo, via Asiago. Siamo live perché qui è partita la musica, c'è una sorta di festa qui nel via Asiago. Tra l'altro c'è una notizia, dilaga la moda di scambiarsi le canzoni, sapete, tutti si scambiano le canzoni. I Jalis canteranno i successi di Tozzi e Masini. Tozzi e Masini vorrebbero ricambiare, ma non sanno che cosa cantare, quindi non diciamo. Hanno fatta una. È uscita. Ma ce n'è una, c'è una notizia che riguarda una canzone famosissima di Marco. Qual è? Vi ricordate quella bella pesante? Quando cantò? Allora, l'organizzazione del tour Tozzi Masini, nella stesura della scaletta al brano Vaffanculo, non si sa chi deve cantare e chi ci deve andare. Sono tutte notizie arrivate, vedete, mi arrivano così a minchiachina. Una cosa incredibile, nel frattempo Cremonesi è partito con gloria da 20 minuti. Sì, l'ha fatta tutta ormai. E sta lì a fare il giro e adesso si parte! Gloria, manchi tu nell'aria, manchi ad una mano che lavora piano, manchi a questa bocca che cibo poi non tocca. È sempre questa storia che me la chiamo Gloria, Gloria sui tuoi fianchi. La mattina nasce il sole e da odio nasce amore, dal nome Gloria. Gloria, manchi tu nell'aria, manchi come sale, manchi più il sole, sciogli questa neve che soffoca il mio
c'era solo la parte musicale. L'ha guardato malissimo. Lo so perché. Scusa, stop, ferm. Scusate, ma ho ricevuto un rimbrotto. Un rimbrotto con gli occhi da Umberto Tozzi. Da incenerito. Perché io ho cantato durante l'intermezzo musicale. Quando non si deve certo. cantare, cioè c'è l'intermezzo musicale, purtroppo. E poi si riprende. Nel testo non c'è scritto referend, quindi ma tu Umberto. puoi. No, Tozzi mi ha guardato e ha fatto. Lo sguardo. No, ma lui lì, se canti lì ci rimane malissimo proprio. Sì, lo so. L'ha fatto anche a me una volta. Davvero? Non mi ha portato a mangiare, davvero. È vero. Io ti chiedo scusa Umberto, però scusate se io torno sempre là. Sì. Io veramente. Com'è la canzone? Dov'è? Eccola qua. Un corpo e un'anima cantare è una cosa che secondo me. Ci proviamo. Ci provate? Però mi devi fare. Tu, Marco. Io faccio l'inciso. No, tu devi fare donna, dove vedi la D, perché c'è U e D. Quindi è U e Umberto, D e donna. Esatto. Ma io la strofa non me la ricordo. E te la dico io. D'accordo, sì, però. Poi, dacci una tonalità. È stupido. Smettila. Vai. 3-4, go. Via. Smettila. È stupido. Litigare. Bella. D'accordo, sì, però. D'accordo, sì, però. L'ho vista io. Lei ti guardava come fossi suo. E invece c'ero anch'io. Oh, no, non dir così. È vero. Presto vieni qui. Così non so tenerti il muso se mi stringi tu. Mi sciolgo nel tuo abbraccio e i nervi non ho più. E non ci lasceremo mai. Il trio Lescano. Abbiamo troppe cose insieme. Se ci arrabbiamo poi ci ritroviamo poi. Un corpo e un'anima. Basta così, grazie. Marco, scusa se ti chiedo una cosa a te, però rifaccio un pezzettino dai di Disperato. Vincesti Sanremo con Disperato? Sì. Le nuove proposte? Nelle emergenze, sì. Nelle emergenze. Vincesti Sanremo, tra l'altro sei tornato. E ciò ci ha fatto molto piacere a vincere Sanremo con l'uomo volante. L'uomo volante dopo un periodo bruttissimo che è passato, siamo felici invece di vedere il periodo della Fiorentina in Serie B. quello lì. Era quello. Ma chi di noi non ha passato un periodo brutto nella vita, caro mio? Lo so. Perché poi è anche più bello, no? Dopo apprezzi di più. Tra l'altro ti voglio dire che c'hai mia mamma vicino, guardala. Eccola. Allora, un po' di Disperato, dai, bellissima. Se non si questa sarebbe a lui. Sarebbe a lui? Sarebbe a lui. E no, fai una cosa, la inizia lui. Inizia Umberto e tu poi la prosegui. Quando Signori, Disperato. Ogni giorno che tornavo dall'ippodromo di San Siro. Comincio io, vai. Comincio io, va. Era la mia colonna sonora. Comincia te. Vai. E quando tu metti in moto come me, senza te, e quando tu spacchi il vetro come me, muoio senza te. E quando torno a lei mi faccio quasi pena. E più che non ci sei, e più che voglio te. Voglio ancora le tue dita che graffiano la schiena. Lei non è una via d'uscita e forse non ce n'è. E quando sei disperato, come me, senza te, disperato. E quando sei
seconda nota cos'era? Impossibile, sì. Una nota impossibile. Io avrei voluto entrare anche in questa canzone, ma non potevo perché erano lì sopra. Io volevo arrampicarmi. Eppure non hai più la cistifelle, dunque dovresti. Adesso dovrei anche riuscirci, no? A fare queste tonalità. Sì, infatti, invece no. No, perché io. Era lassù. Attenzione, stanno arrivati. Hanno sentito queste tonalità assurde per loro e sono con noi. Qua. Attenzione, gli zero assoluto. Eccoli. Fate il piano perché non si sentono, perché zero non si capiscono. Zero? Ci siete? Ciao. Iniziamo che cantiamo quante canzoni. Un po' più alto, non sentiamo. Purtroppo non riusciamo. Non riuscite, la vabbè. tonalità così. Perché è come loro. Cantiamo sempre sottovoce. Canzoni che sempre la mattina. Svegliamo la mattina e cantiamo per non fare rumore. Ma fate un acuto. Tutta. Ecco, questo è il massimo degli acuti che possiamo fare. Vabbè. E scriviamo tante belle paroline. E quando non sappiamo cosa scrivere diciamo. Giuri. Zero assoluto, ecco. Giuri. Ogni tanto vengono a farci visita, Anche Barry White ogni tanto. Sì, Barry White. Barry. Però Barry fa solo gli inizi. Sì, sai, Barry basta, canta. finito. Canta dall'aldilà. Certo, dai, Salve Barry! Salve! Questo è il prologo. Canta. Poi ogni tanto dalle avvisaglie. Che canta. Un po' più basso. Ecco, questo vuol dire sto per cantare. Ho messo la prima. Parte, e qui partiva poi la batteria e la musica, no? Scala di marcia, sosta. Nessuno non è mai riuscito a capire cosa dicessi. Perché sì, diceva, quando cantava Just the Way You Are, faceva un inizio. Recitava. Va bene, grazie Cremonesi, Senti, grazie ragazzi, è stato un piacere avervi con noi. Dopo sentiremo il singolo, però sentiremo il CD. Vogliamo sentire il CD perché così noi ce lo registriamo e facciamo quello tarocco che vendiamo qui fuori. Molto meno insieme a quelli di Renato Zero che ormai gireranno. Certo. Ci dispiace questa cosa, prima ci abbiamo scherzato, però ci dispiace molto perché sai, il lavoro di un artista, oggi già la musica è insomma quella che è, i falsi ovunque, quindi noi invitiamo a non comprare la musica pirata perché dietro poi dovete capire, quando, ecco, vi faccio un esempio, quando ci consegnate magari i CD, no? Perché sono quelli, sai, mio figlio vorrebbe cantare e ti danno un CD. Se non si vendono dischi, poi ci sono pochi fondi per aiutare i giovani e questa è una cosa che le case discografiche non investono più. Dici, no, guarda, noi qui già vendiamo poco, che cosa facciamo? Andiamo sul sicuro sui cantanti che già ci sono. Quindi, e quelli nuovi non vengono pensate fuori. Quanti danni si fanno quando uno compra un CD tarocco. E quindi... poi non dovresti farlo perché io i vostri li ho comprati. Lo so. Mio figlio Gianluca prima di me. Ma io non, tra l'altro sai che Umberto c'ha figli proprio col pelo nel petto. Grandi, sì. No, i dischi devono essere proprio originali, anche perché poi si sentono meglio, quindi non comprate i dischi tarocchi di Renato Zero che troverete saranno molto in giro, perché dopo sto furto vedrai che ci saranno i cofanetti natalizi i cartonati di Zero così al semaforo. Guardi il cartonato al semaforo perché col CD in mano, quindi non si fa, sta cosa non si deve. Tu pensa a lui che gira tutti i semafori, ogni volta che ne vede uno, ma hanno rubato tutto, sti figli della mignotta. Vabbè, dai. Renato, non ti curar di loro, ma guarda e passa. No, passa e taci, passa e canta, diciamo. Passa e canta. Senti, altro fatto di cronaca? Quale? Facciamo, no, dobbiamo vedere che succede dove c'è la costruzione. Giusto. Tu te ne estrai. In centro a Roma, proprio... dalle parti di... Sì, io non ci sono, io devo andare un attimo, mia mamma mi deve parlare. Va bene, vai, sentiamo allora la Santa Sede dove c'è Padre Georg che sarà in raccoglimento senz'altro, sentiamo se è in raccoglimento. Come che è? Passami un'altra palla che provo con 5. No. Padre Georg? Che è successo?
avete fatto perdere la concentrazione. Ma che stava facendo, scusi, padre? Mi sto allenando per il circo di Natale. Faccio roteare le palle. Meglio, il numero del cioccolatore è quello che mi riesce meglio. Sì. Scusate un attimo, vabbè, sì. Non ti muovere, tu devi trattenere il respiro. Ma non ci provi. Devi chiudere occhi, capisci? Tu chiudi occhi, io ora mi allontano almeno 10 metri da te. Sì. Metti la pancia in dentro. Ma... Che lancio! Quei coltelli sono sempre stato un talento. Senta, padre, ma fa tutto lei in questo circo, mi sembra? Assolutamente no. Il clown lo faccio fare a Camerlengo. Ho capito. Ma fa anche l'acrobata? No. Quello non posso fare. Perché soffre di vertigini? No, mi spettino. Ho capito. Scusi, questo cos'era? Erano le prove del numero delle suore barbute. Ai seminaristi questo fa molto ridere. Senta, padre, ora scusi, in confidenza, lei è un sacerdote, ha fatto il seminario, anni di studi, ha imparato il latino, ha fatto dei sacrifici e ora si trova a organizzare il circo. Non le sembra un po' riduttiva sta cosa? Sì, lo confesso, ha ragione. Il circo non è la mia massima ispirazione. Ho provato a organizzare delle sfilate di Piazza di Spagna, ma non me le hanno fatte fare. Scusate, padre, che? Ferma, apri la bocca, molla il chierichetto, mollalo, apri la bocca. Questo è il terzo che mi metti fuori uso questa settimana. Apri la bocca, siamo qui vicino a Vaticano, mica al Colosseo. Scusate, ho da fare, scusate. Grazie. Apri la bocca. Grazie, padre Gheorghi, è un momento difficile, vogliamo. Bene, tra un po' c'è Mike anche da chiamare, dicevo. Certo che mi avete impressionato Tozzi e Masini prima, devo dire, Tozzi, tu usi delle... Ma perché scrivi le canzoni così alte, porca miseria? Non pensi anche a noi come cioè, noi quando le dobbiamo cantare in un falò, che siamo a casa tra amici... Si spegne il falò dalle fiatate. Scusa, scusa un attimo, guarda, mi fai per favore... una canzone di Tozzi 4 toni più sotto, fammi una tonalità sotto il rutto e vediamo un po' quello di quale? Che ne so, una delle più gli altri siamo noi, gli altri siamo noi. Senti questa sentiamo. Ci vorrebbe il mare. Senti che bello così. Senti, che accarezza i piedi. Poi? Dare di poteva. Parole purtroppo ci tocca sempre suggerirli. Ci vorrebbe il mare. Mi piace questo modo di cantare. Per andare a fondo. Senti che bella versione. Ora che mi lasci come un pazzo per il mondo. E per questo amore sta cantando in tonalità bassa. Figlio di un'estate, ci vorrebbe il sale per guarire le ferite. E poi di botto alzerai. Ora notate la differenza quando andrà all'ottava sopra. Sta arrivando, sta partendo. A contare stelle mentre il cielo si riposa. Ci vorrebbe il mare, eccolo, per andare a fondo. Due persone diverse. Ora che mi lasci come un pazzo per il mondo, ci vorrebbe il mare sulla nostra vita. Ti da una io la so. La boribadita. Ecco perché lui ha scritto perché quando non si ricorda la canzone ci piazza perché aspettava me che gli succedeva ma non l'hai fatto. Ma non sono arrivato. Signori, un applauso, a parte la bravura ma anche la simpatia di Marco Masini e Umberto Tozzi. Grazie. E oggi come sigla di chiusura useremo il vostro singolo, possiamo? Possiamo. Certo. Adesso prima ci colleghiamo con Mike. Tra l'altro non so chi ha sentito la puntata di ieri, c'è stato un collegamento col vero Mike. Alla domanda, cioè Mike, ma ti abbiamo visto a Paperissima vestito da Mickey Mouse. Come mai hai fatto sta cosa? Risposta di Mike: per la grana si fa questo e l'altro.
Meraviglioso. Sì, Meraviglioso. fantastico. Ti giuro, io lo richiamerei adesso senza motivo, così lo richiamerei per vedere se c'è e per dire che ci siete voi due qua. Sentiamo cosa vi dice. Sembra difficile che risponda perché lui guarda l'orologio e dice questo è lui che mi chiama e non risponde. Ieri mi ha chiuso il telefono in faccia la prima volta. Pronto, sono Fiorello. Clic. No, ha fatto. Cosa vuoi? Ora sai cosa dice? Quando non sai cosa dire chiami me a quest'ora. Le dice tutte le cattiverie. Sì. Io dico che ci sono Umberto Tozzi e Masini che ti volevano salutare. Proviamo. Ci hanno mandato tutti i telegiornali con la telefonata di Mike ieri. Sì, vero. Squilla. Ma cosa vuoi subito? Speriamo che risponda, speriamo, che è una meraviglia quando lo prendi alla sprovvista, è una cosa. Pronto Mike? Scusa se ti disturbo a quest'ora, sono sempre io purtroppo, Rosario. Sì. Rosario. Ah no, senti, non posso in questo momento. Abbi pazienza, scusami, devo andare via di corsa. Sei sicuro? Scusami, non posso parlare adesso, ho tanta gente qua, Chiama domani. A che ora? Ma le solite ore, allora, siamo in onda, no? Sì, ti volevano salutare solo Marco Masini e Umberto Tozzi, era solo ecco, me li abbracci, me li baci, ma io devo scappare, scusami, lo sai che quando posso parlo così. Certo. Ieri volevamo dirti che ieri ci hanno messo in TV, questo ti volevo dire, ieri. Che cosa in TV? Ci hanno messo in TV, la telefonata tua quando hai detto che per la grana si fa questo ed altro, l'hanno messa a studio aperto, ieri hanno detto grande successo, e ha fatto il picco d'ascolto, lo sai? Va bene, sono contento, vabbè, ieri ho lavorato per te invece, lo sai. Sì, lo so. Niente, ho fatto tutte le registrazioni. Ma le hai fatte già? Tutte, ne ho fatte più di 20, 25. Però ti pagano in più, Mike. No, non pagano in più, tutto compreso. Dice che dobbiamo pagare molto Rosario Fiorello. Certo, vota la prendi con me, certo. Vabbè, dai, scusami, ma devo andare, abbi pazienza. Ma chi c'è con te, Mike? In altri momenti. Va bene, ma chi c'è con te, Mike? Sono in ascensore. Ti saluto, ciao. Era con altre persone in ascensore. È uno spettacolo della natura, Hai rotto le palle in ascensore con 10 persone, le altre persone erano tutte nell'ascensore. No, ma la cosa bella è che lui ti devo salutare, ciao, e però stava lì, io gli facevo la domandina quando hai detto picco d'ascolto dove? Perché io so dove cosa dire, no? Lo sai, ti hanno messo in televisione dove? Hai fatto il picco? Davvero? Certo, è meraviglioso, guarda, io piango ogni volta, piango. Senti, vai, io direi a questo punto di andare con i titoli di coda, perché dopo il mic vero. Che ci vuoi fare? Che puoi fare? È una meraviglia quell'uomo là. E allora prepariamoci. Come si intitola il singolo? Come si fa? Tozzi Masini. Lo sentiremo dopo i titoli di coda. Vai. Che bello che è Mike. Viva Radio 2, programma di Fiorello, Francesco Bozzi, Riccardo Cassini, Alberto Dirisio, Federico Daddia, Marco Baldini. Se non vai a sedere ti colco, Cremonesi. Vai, musiche di Enrico Cremonesi. Chi è che manca? Ah no, va bene, ok. Allora. E i musicisti, ho capito. Allora, Massimo Pacciani, Carmelo Isgro, Antonello Bonaduzza, Ambrogio Feggero, Daniele Giardina e Carlo Micheli al sax. Bravo, ok. E salutiamo anche Michael Rosen che tornerà. I tecnici Pino Berardi, Paolina Brai, Marco Cristilli, Sassà Bellistri, la redazione Elisabetta Farina, Alessandro Provenzano, Robertino Testarmata, il backstage, il sito internet, eccolo là, fotografa, Marco Lui, la regia Marco Lolli, programma a cura di Marina Mancini e oggi signori erano con noi Tozzi Masini. Fammi ricordare una cosa, caro. Sì. Allora, amici, operazione Mato Grosso con il patrocinio del Comune di Roma. Vale un per uno, spettacolo di beneficenza che si terrà, dov'è che si terrà? Lunedì 20 novembre, ricordate, lunedì 20 novembre, 2006 ore 21, Roma al Gran Teatro. Partecipano alla serata Paolo Belli e la sua orchestra, Fiorello, cioè io, Giorgia, Massimo Ranieri, Ron
Renato Zero, che a sto punto non so se verrà, ma io penso di sì, perché per queste cose presenta Carlo Conti, il nostro amico lampadato, che salutiamo. Quindi è una serata da non perdere. Prevendite presso Box Office Lazio e Green Ticket, se volete venire ci aiuterete in questa manifestazione. Signori, abbiamo concluso, salutiamo, chiamiamo gli spostati, che è il programma dopo di noi. Spostati? Vogliamo l'album per intero eseguito. Quale? Quello di Tozzi Masini. Perché solo un singolo? E se casomai cantano qui e vengono da voi, chi ci avete qui ospite? Oggi abbiamo un ospite che è venuto anche già da voi, Francesca Comencini. Salutatecela molto. Come sta andando il film di Francesca? A casa nostra? Sì. Se la sta cavando bene. Se la cava bene. Se la cava bene. Allora noi vi salutiamo col singolo. Come si fa? L'appuntamento per noi a domani. Se vogliamo dire gli ospiti di domani? Sì, vai. Non me li ricordo. Lolli, chi ci abbiamo ospiti domani? Non sentiamo niente, Lolli. C'è una nostra vostra collega Rossana Casale, che ha fatto un lavoro nuovo, un disco molto sconsolata bello. Pure allora ci sarà una puntatona domani. Vai, allora pronti signori? Vai. Come si fa? Umberto Tozzi e Marco Masini. Ciao. Ma come si fa a morire? Raccontamelo tu. Come si fa a godere? Non ce la faccio più. E come si dorme quando il buio arriva e non finisce mai? E quanto ti fa paura se l'idea dal cielo cade su di noi? Ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si annidano i serpenti? Occhio, attento a dove vai. Ho mille ragioni per gridare, non dimenticarlo mai. E come si incazza la gente che dorme, le tegole rotte sulla casa che soffre. Non ci danno più quel pane d'amore, ma solo medaglie con un bel tricolore. Fino in fondo, ma dimmi come si fa, secondo te io dormo e non mi capita più. Davvero, davvero, in questo mondo che recita e non ce la dà. Tu dimmi come si fa. Come si fa a godere di avvenire e di stereotipi? E come ti va di sta sdraiato al sole quando hai debiti? Ma come si fa a dare di più? Se brilla la notte piangi con la TV. A passo da te c'è un altro dolore che ti torna accanto e ti disturba il rumore, che ti ridà coscienza e non ci credi più. Ma come si fa? Convincimi adesso e non illudermi anche tu, sarò con te lo stesso. Ma dimmi dove si va, su questa terra scacchi, ma io con te vincerò, davvero, davvero, questo mondo che recita e non ce la dà. Tu dimmi come si fa. Ma come si fa a vivere all'ingrasso se quelli come te non ridono lo stesso? Ma come si fa a predicare un inganno se un figlio lassù e ti perdono adesso? Tu dimmi come si fa, ma come si fa, ma come si fa? Ma come si fa? Viva Radio 2!